Io non posso far altro che fare mie le parole che ho sentito fino a questo momento da parte dei presidenti di circolo, da parte dei colleghi che sono intervenuti. Laura ha egregiamente elencato tutto quello che è stato fatto negli ultimi 2 anni e mezzo di questa legislatura. Importanti risultati assolutamente. Volevo però qui a questo punto intervenire quasi più come semplice italiano che vive all'estero più che come parlamentare, per testimoniare un po' quella che è la mia esperienza e la mia sensazione quando parlo con i nostri connazionali, giovani e meno giovani. Secondo me c'è un senso di smarrimento da parte dei nostri connazionali all'estero. Questo perché? Perché dopo anni di conquiste che sono state fatte dalle nostre comunità, naturalmente con il lavoro parlamentare, naturalmente con il lavoro anche delle strutture, delle associazioni, dei partiti che sono presenti, erano presenti e sono presenti ancora all'estero, e quindi con la creazione dei comitati degli italiani all'estero, di un consiglio generale, poi addirittura fortunatamente finalmente di una circoscrizione estero, però negli ultimi anni abbiamo visto come italiani all'estero che c'è stato un po' di indebolimento di questa azione nei confronti e nell'interesse delle nostre comunità. Secondo me, perché parlo di smarrimento? Perché secondo me non si è vista negli ultimi anni, anche purtroppo, ed è fisiologico in democrazia, per un cambio di vedute dei governi che si sono succeduti, non si è vista una politica unica, seria, decisa verso gli italiani all'estero e verso le nostre comunità. Qui si fa riferimento anche nel cartello che abbiamo dietro dalla parte di chi cambia l'Italia, è vero. Io sono orgoglioso di essere dalla parte di chi cambia l'Italia e quindi di essere seduto qui in questo momento. Però l'Italia è anche l'altra Italia, l'Italia è anche l'Italia degli italiani all'estero, delle nostre comunità. Laura diceva giustamente abbiamo raggiunto importantissimi risultati, però secondo me c'è ancora un sacco di lavoro da fare. Perché? Perché come italiano all'estero io vedo che non c'è una chiara idea delle istituzioni italiane riguardo la rappresentanza che debba avere la comunità italiana all'estero. Abbiamo i comites, abbiamo il CG, abbiamo la circoscrizione estera, però da anni ci interroghiamo di come poterla riformare, di come fare in modo che queste istituzioni siano più efficaci, siano più presenti nei territori esteri. Dall'altra parte abbiamo avuto un indebolimento con non è stato un indebolimento, ma una riduzione del numero della presenza consolare in tutti i continenti. Naturalmente io faccio riferimento prima di tutto alla Svizzera, che è il paese dove vivo, ma in tutto il mondo si è avuto un fenomeno di questo tipo. Anche questo ha creato un po' di smarrimento da parte dei nostri connazionali. In terzo luogo, come è stato già fatto presente prima, il tema della fiscalità, la prima casa che prima si doveva pagare, poi non si doveva più pagare, poi si paga ma non per gli italiani che sono comunque pensionati e anche non tutti i pensionati. Ecco, io come italiano all'estero mi aspetterei che le istituzioni italiane avessero una più decisa idea, una più decisa filosofia, una più decisa convinzione di quale dovrà essere il futuro delle nostre comunità italiane all'estero. E visto che il Partito Democratico è di gran lunga il partito più rappresentato all'estero e in questa legislatura e sicuramente anche nelle prossime sarà il partito di maggioranza anche nel governo, mi aspetto, ed è quindi un lavoro che dobbiamo fare tutti insieme, che il Partito Democratico abbia su questi temi un'idea
chiara e precisa. Come vogliamo sia la rappresentanza degli italiani all'estero nel futuro, lo dobbiamo decidere noi, dobbiamo decidere qual è la forma che è più vicina agli interessi dei nostri connazionali e lavorare per arrivarci. Qual è l'idea della rappresentanza consolare e diplomatica del nostro Paese? In primo luogo lo deve avere il Partito Democratico e poi portarla come forza di governo anche all'attuazione. Per quanto riguarda la fiscalità, dobbiamo effettivamente essere tutti convinti una volta e per tutte che gli italiani all'estero sono prima di tutto italiani. Sono prima di tutto italiani e quindi non è possibile avere un trattamento per gli italiani all'estero che sia differente rispetto agli italiani. Dobbiamo assolutamente fare in modo che, anche per quanto riguarda, naturalmente l'IMU è l'esempio che ci viene in mente a tutti in questo momento, dobbiamo fare in modo che anche questa sia una forma mentis del Partito Democratico, perché il Partito Democratico ha il dovere di portare al governo, ha il dovere di rappresentare nelle più alte stanze delle nostre istituzioni e fare in modo che questo effettivamente sia poi realizzato. Questo era il messaggio che volevo dare. Di fronte ad uno smarrimento dei nostri connazionali, io credo che il Partito Democratico abbia il dovere, abbia la forza e effettivamente naturalmente con tutti quelli che sono impegnati sia a livello parlamentare e poi giù fino all'ultimo, se posso dire, all'ultimo membro dei circoli, di tutti i circoli che sono presenti nel territorio, di tutto il territorio mondiale, e il Partito Democratico ha finalmente il dovere di arrivare ad una conclusione degna degli italiani all'estero.